No, ma già voi siete mi ha chiamato me la mattina. La camminata ci ha fatto, mi esce tutto qua. Esagerazione! Ma una cosa, che ci spicciate a brezza. Aiuto quando mi fanno a conoscere, veniamo. Ma già fa! E abbiamo già lavorato un giorno, quindi sei macchina, andiamo bene. Questi si sta proprio una cosa di schifo, ragazzi. Ecco, può fare se non siamo nate principesse. Se è che giocare uno scommazziere, Pasqualino con la fune di qua e Pasqualino con la fune di là, ding dong, uno sale e un altro scende. Allora si divertono i casci di Magoria ogni messa. A me bella! E non c'è, ma lei ti deve la mano. E dopo venire dove? E come si spatica? Però che farà? Buongiorno, non Poi vedi? si resta pure tu qua stamattina. Perché non sa vita? E non c'è, da me siamo a passare la camminata tuo paese. Ah sì, e quando mi sa che si chiama un pezzo. Non sono mangiando la scusa. Ma se no si mi non chi stai paese proprio di lei? La gente sa su una puzza. Ma si rompe, invece non vi ha che cioccolato. Non vi ha scozzone e caffè. Succede sa io non. Perché? E perché? Perché basta vedere una cosa stata su tutte le famiglie la salita. A mia bambina non è che sta lì. Ecco così in cibo. Guardate, ce l'ho ancora! No, io dicevo, guardate, sono ancora tutto il povero figliolo, non riesco a capire io. Ma mica tu vuoi mangiare bene cioccolato in casa? È vero, dice, ma quando fumi lo scrupolo non te lo fai. Stop senza filtro! Non cansarsi dal problema, il problema non è tanto la scusa, ma essere una terra! Mamma mia, che devo andare su Ma non è possibile che quando io ti vedo per il paese tu sorprendi come una ricca. Appena metti il piede qua, tanto iniziano i dolori. E guardate, se vede sul letto vuole vedere Sara. Ah, che servizi che sarà! E beh, quando è brutto quando non cubancia. Come si sta tu? E beh, cosa ti ha paura che un olore rimane di calori. Prima di tutto quello si chiama alluce. E per me esiste la cervicale del lato. La cervicale sta in testa. E poi la mia roba di pure. I sacci sono stati appena poco prendere, no? Ma è già più non sotto davanti. Guarda il nostro sì. E così fanno sul tetto poco. Non c'è niente da fare, non c'è con te tutto un altro discorso. A proposito, non devi smacchiare la tua cappianta. Ma potevi passare dal ciabattino, non devi andare a ritirare le scarpe. Oh, bambino! Se permettete questa servizio non lo posso fare io. Così facciamo di passare un po' di taloncino a porcere. Ma che dobbiamo fare? Allora mi sta già la mano sbagliata, la lascio così. Aspetta. Non le portare via. Io devo scattare le caramelle che piacciono a mio nipote per Tuccio. Queste sono quelle che piacciono a mio nipote. Anice e limone. Vabbè, Anice e limone. ho capito. Senti, a casa ci sono tutti i cioccolati, non c'è mezzo dopo. No, quella è roba vecchia butta. No, è perché? Mi c'è da finire la salute dei idee. Non che vuole credere tu. Sono andato su male. Ma come maniera non lo voglio aspetti? 33 anni. Sta studiando a Roma. Sta facendo l'università ecclesiastica. Per Tuccio è stato un ottimo seminarista. Prima di partire per Roma mi aveva detto che voleva passare le vacanze di Pasqua con me. Ma bravo, bravissimo! Questa c'è una bella mano a fare la benedizione alle case! Proprio, ti
E tu per dirmi che mi andavo cercato mi dovevi fare anche la premessa. Ma di verità, capisci? Ma ti piace con Nanni, è vero? No, è peccato desiderare la donna d'altri. Ma veramente voi peccato che la donna è degli altri. Ma che dici? La moglie di un amico mio, non mi guarderezza da chiappa uscire la sera. Sì, come se non ti conoscessi. Tu appena vedi una bella donna, ti allunghi sano, ti fai cattivi pensieri e poi da chi ti va a confessare. Capito? Allora adesso sono solamente pensieri. Poi sapete, non è che cosa la so, io siamo a modo. Quando ti riesci a fare i fatti? Quando caccia in danno tua madre non c'è più. Ma guarda, papi, che lascio c'è dopo, chi sarà che frega? Ma tu che ne sai? Ogni tanto va più a un barbie e si mette a girare un capino in allucinci, rosa che non studiare. Non ti conosco. Che sciolto, papi. Veramente? Stanno tutte seminando. Non mi fa così. Come stanno questi figli? Non è ho capito, ce ne sta una tutta nuda. Allora, mi vediamo questa leoparda. E ricordatevi che un prete, pur essendo uomo, rimane sempre al di sopra delle fatti. Io lo guardo, però lo straccio, lo brucio. E ricordatevi che anche i santi, prima di intraprendere la strada della santità, sono stati dei grandi peccatori. Ma bravo bambino, bravissimo, facciamo degli esempi. Come si chiama? San Paolo, l'amico suo Santa Crostina. Noi piuttosto, se volete intraprendere la strada della santità, se volete diventare delle brave sante, prima dovete conoscere il si sa, perché sapete a che cosa rinunciare, si rinuncio a vivere là. Faccia pazienza, ma poi ha ragione, e mi sa due, altri capelli. Vedete il peccato ovunque, e specialmente tu sei bello e so, vedi il peccato ovunque. E trovate la luna curata, che appena lo trovi devo fare una scampanella a festa come dico io. Quando il pensiero subito alimenta la lussuria, anfragia dall'anima, possono recuperare il tempo perduto, e invece si diventa quello che siete diventate. Voi invece non siete stati capaci neanche di trovare un prince di Roma che l'avesse potuto alloggiare. Perciò non bisogna nessun prince di Roma che mi alloggia. I monsi che sposano non sono incontrato quando muoio. E non ne voglio mangiare dopo Dai a cazzo! Perché si intende dopo più della morte di mamma e della mamma. Non si va a finire di entrare nella chiesa. E lei lascia la suora. Ma che sono uscita dai buchi? Però alcune donne diventano suore dopo una tensione d'amore. Quello è il cinematografo che mi ha rovinato a tutti. Perché quindi ai 9 anni la melodica, i figli su, insieme a chi non si chiama, aveva Rossano
maestra sono i fedeli più sinceri. Io lo so perché almeno una volta l'anno a Pasqua mi confesso tutto. Quelli che vengono sempre a messa e non si perdono una comunione sono i più falsi. Pensano ed agiscono male. Pensano che con una comunione che si fanno e qualche centesimo che danno in mano al poverello si mettono a posto con la coscienza. Non fa la stessa fine, non c'è. Cresci, conosci il mondo e non la letto cinematografo. Oggi mi raccomando, queste conservale bene, mettere in un posto sicuro perché qua ci sono parecchi male lunghe. Io per caso ci ho preso due a luglio. Ma perché? Perché tu devi bere caramella? No, il vino sì, quello deve inchierchi senza pietà. Tu sei ladra, sei maiola, sei ingiusta però cara Concetta. Sei ingiusta con istinti maniacali. Mi risolvo. Poi era la piccola formica, ma si va incendiando tutta la casa. Sai che non entrare su tutto, ma pure l'Italia dispensa che dopo quando ho capito di maccherò. Già, mica ci sono un bucato morta. No, Concetta cara, non è fatto per peccato mortale. Guarda il modo in cui l'hai fatto. Tu mi sembri una criminale in pettore. Avete fatto lo coraggio di uccidere in quale modo? Non ci stai male, i soldi deve si nutrare. Ad un settembre, che cosa sapete che mi lasciano? O biscotti, o zucchine, a scusi delle mani. Poi discutare, ma se ne vengono, ci mangi non se ne ma sono lasci tutto. La giuliana, qui, già, non c'è una buona, ma cavo con uno se lo vedo. Ora, bene, scusami, a giuliano mi c'è il fumo. Proteggono il nostro sistema e ricordati che anche San Francesco ci parlava di animali. Allora stiamo facendo sì. Nene, ragazzi, mi piace. Un uniti. Ora c'è la più di uniti. Camillo, non dovevi andarmi a ritirare le scarpe dal ciabattino? Adesso? Adesso! Ma non si fa così. Ora qui! Prego, donna Nina, accomodatevi. E come mai stamattina non avete fatto la comunione? Cosa avete fatto sul volto? No, niente.
e il pezzo di dopo. Ma la voce pensi tutto troppo, va. Va bene, tutto troppo, ci pensi. Vai con te. Vai. E allora, come mai con questa gatta ti hai graffiato? Niente, avete un braccio, la si va accarezzando, e vedete le stesse cose del bambino, ce l'ha qua, e che le si faccio. Ah, come quell'altra volta che mi diceste che eravate cadute in una sega piena di spine e stavate piena di limiti. Ho capito, per sapere una verità da voi bisogna solo confessarvi. Su, sediamoci qua, venite vicino a me. La battuta dell'altra volta, eh? Sì, al mio letto. Ogni mese Maria mazza, perché diceva non sono occupata mai a c'era lui. Dice che sto facendo la fine, non c'è freddo per tutto il paese. Ma siete stati da un medico? Sì, dice sono stati. Elettricamente sta tutto a posto. Forse il problema che mi E tu ce l'hai detto? non sia mai. Solo per accennarlo, che forse era caso si fa vedere questo. Ma occupare l'acqua. E mi ha detto che ha aspettato troppo tempo. E me l'ha previsto. Giusto dire per vedere che succede non si chiude mai a casa mia. Ma fai? E poi c'è incinta. Disse per esame lo porta là. Dice che c'è un'acqua miracolosa. Finanche la regina che non poteva che figlia c'è incinta. O se no, troppo conviene, ma con che la dice compiacente. Casando con conferma che la sua sparazione figli desidera. Aspetta, mi stai facendo capire che sei in procinto di comprarmi un bambino. Come ultima alternativa, sì. Ha detto la povera sventurata, che ha considerato temperatura al momento del papà. Dice che mese a mese ma già crescere avanti, un pezzo è uscito. E all'ultimo mese ha già fatto la panza d'acqua. L'andate tutto qua, perché lei che sa fino a te ma dovrei che scuola. Ti sei pazzo. E tu sei più pazzo ancora. E tu? L'avevo pazzesco. Io volessi una creatura mia, ma si fa per una testa mia. Ma mi sarà una roba, che sono stemata. Lo passeranno e mi diranno in te pena. E tu che sei? Non se ne può. O figlia da essere lo suo. Non può fare dove vai questa figura. Catena non viene che non è buona. Ho quello da accedere che sono impura perché sono troppo debole. La mia famiglia non mi ha fatto andare bene. Mi stai mettendo in forza. Proprio così. Namina, a filo stagnare che si sta mettendo in forza, ma niente dove la spesa su. Perché deve essere pronta per affrontare questa grande gravidanza. Perché sto deve lasciare la nulla di femmina. Lo so. Scusa un po'. Ma se sarete di miracolo fragile, una sola cosa del profumo che porta le femmine così. Non deve manca forse su quel scarpo vero. E a così come vi. Ormai è fatta, sopporto. Ma dico io, figliola cara, non ci potevi pensare prima. C'ha giovanzato. E come si c'ha giovanzato? Ho capito partire ero fuoco. Ma voi non la ricordate la famiglia mia? 7 mulini da guascio, solamente detta. Fornelle quando era la tendina. E papà che facevo stagnare una volta. Era un sest'anima portata a giungolo per tutta la vita mia. Ho capito chi sei matto. E se non la cominciò via, sa, che solo mi rimaneva lo stesso. Ogni giorno che stavo vicino con tutte le buone intenzioni. Belle e buone, non si faceva vecchio. L'unico che aveva detto coraggio stava vicinato con lui. E sapete perché? Perché è molto più grande di te. A parte. Perché tiene una sorellastra, la mamma, e basta aveva, faceva tutto un uomo, scusate. Oh, stupidi pregiudizi che condizionano la vita della gente. Non mi devi dire più niente. Mi devi dire più niente. Sì, l'ho capito. E sono tutti a che non so dove fatto. Cosa ha fatto? Ho fatto la lingua. Parecchio. Lingua San Pancrazio. Che avete saputo? Siamo più grandi di una lingua e la cosa. Lingua San Pancrazio. E tutte le giorni spose che non potevano avere figli. Quando ce l'avete portata San Pancrazio ci ha fatta grazia. L'ho capito. L'ho capito. Io questa grazia. Su, ma quella è una credenza popolare, una coincidenza dovuta al caso. Io per questo fatto ho avuto un sacco di problemi. Credenza, non credenza. Che non lo facete tu proprio a me, non la posso. Come ho funzionato un altro? Può essere che funzioni pure con me. No, non posso, è una cosa delle personali e poi ce l'ho a paese. Che non faccio un bel regalo. No, vi ripeto che se si spande pure la voce in questo paese, sicuramente avrò un richiamo dal visto. No, io non ti chiedi a nessuno. Non posso. Permettete un attimo, donna Nani.
signora. Complimenti per il vino. È eccellente. E tutto bene al paese? Sì, tutto a posto. Sì, E allora tu sicuramente sei stanco del viaggio. certo. Anzi, io guarda mamma che ti manda. Oh, sempre compita mamma I tua. cavalli con il nastro. Buonissimi. E le petelle che a te piacciono Questa tanto. è una delizia. Donna Nina, questa di sera, con 2 fagioli, 2 pomodorini, è la mia cena preferita. Vabbè, allora si permette di arrivare. Sì, andate. Non mi facevo stare. Poi zio, e che sei diventato pure santo? È una cosa nostra. Sì, mi deve portare la reliquia. La reliquia di San Pancrazio. Ma come fa? E Gesù signora cara, io fino a poco tempo fa ho abitato con mia madre e stavo proprio nella camera dello zio. Vabbè, poi questa cosa ne faremo un'altra volta. Donna Nina, state bene e salvate il canto vostro marito. Che è successo? Corri, corri, pupetta, ti viene a parole, se no Siamo al finale della sceneggiatura di questo misero paese. Ma che è successo? no, va, tu ne vai a fare un giornale, va, ma ti chiama a buttare su cazzi. Senza stare tutta le paure. Pupetta, ti viene a fare, pure tuo padre, se ci ha preso una, e non lo spiegare, nel caso è pure raro, e se ci lasciato solamente un pezzo di avida, una mutanella, ma quanto sono? E Allora, ma non è fidanzato, non mi giugo fino a tanto una ragazza, perché ci ha calma, tu ne giugo, allora, prego, aiuto, se ne lo stesso, Anna, scusi le ma certo che non si faceva mai fatto loro, puttana di stiamo, lo pigliamo, ma non sa più di casa, ma nonostante ciò, a voglio durare una volta, l'avevo presa e sono da una. ma che c'entra questo con il fatto che la ragazza si vuole avvelenare? Perché non avevo avuto che la ragazza che si è scappata torna a casa. Ah, mamma, prima a Popenazza. E poi magari o il copione vuole che i fratelli della ragazza, per salvare l'odore, devono camminare con coltelli in tasca per affrontare il fidanzato. Ma lei si deve avvelenare, deve andare all'ospedale, poi le famiglie fanno male e così la ragazza con la donna che dice cose fine. È finita la pellicola! È la tradizione, il regolamento! Insomma, è una lavanda gastrica che spazza via tutti i miei. Speriamo, sempre se non c'è di mezzo la verità. Però per tu devi sapere che qua ci sono famiglie che non si sono viste per tutta la vita. Figli che non si sono presentate a capezzale del territorio, non si sono presentate. Non erano che uscite. No,